È una giornata storica per la nostra amministrazione, per il Veneto e per i veneti. Così il presidente Luca Zaia, dopo aver firmato la lettera ufficiale di avvio del negoziato col governo per l'effettuazione del referendum sull'autonomia della regione. Parte quindi il conto alla rovescia dei 60 giorni durante i quali Roma dovrà per legge dare una risposta. O dice sì e facciamo il referendum, ha precisato Zaia, o dice no, ma lo facciamo lo stesso, forti della sentenza della Corte Costituzionale. Il governatore spinge per un election day in contemporanea con il referendum sulla Costituzione. Ci credo perché è previsto dalla legge. I veneti non troveranno dei gazebo, ma troveranno i seggi elettorali, gli scrutatori, come accade sempre. Quindi ufficialità, una cosa seria e legale. Il modello di autonomia ideale scelto dal Veneto è quello delle province autonome di Trento e Bolzano, dove restano sul territorio il 90% delle tasse. Una ventina di miliardi di euro, che equivale più o meno al nostro residuo fiscale. Sono 19 miliardi e 4. Significa per noi avere tutta la sanità, significa per noi avere tutta l'istruzione, avere le soprintendenze, il demanio, avere i 9 decimi delle tasse dell'IRPEF, dell'IVA e ovviamente IRES. La riforma, ha sottolineato il presidente Zaia, avverrebbe applicando semplicemente l'articolo 116 della Costituzione senza bisogno di modificarla. Il modello che piace al Veneto è quello della Germania, non quello della Grecia che piace a Roma. E se a ottobre passerà al referendum con una legge ordinaria, nei primi mesi del 2017 avremo un'autonomia differenziata.